7.716 passi. Al momento, siccome sto cominciando una passeggiata, la sto proprio mettendo A giù punto. dura. Ok. Arrivo a 10.000, come ridere. L'ho capita. L'ho capita. 7.700. Ancora, che palle. 3 ore sul No, se mi non capisco, te sono anche che te rompi i coglioni. Trombetta, te la mettete a trombetta. No, trombetta non me la posso mettere che me la mi intrighi. Adesso vado a usare il Ti bocchino. intriga, ma ti senti. Adesso così te senti. Non lo so se sento, forse mi avevo l'amplifon, quello piccio che si mette dentro. Se senti vuoi proprio l'amplificatore cerebrale dentro la testa, te metti 2 casse enormi, dopo te tacchi il power, te lo fai andare a manetta, capito? E te vedrai che ti vibra tutto e ti senti. Guarda che Vibra anche la luce del piede. non ho bisogno di vibrare artificialmente. Sì, sono vibrazioni. Mi vibro comunque, vibro de mio. Te vibri. Mi sono una vibrazione vivente. Sì, è vero. Ma allora te sono sicura che se te fa 10.000 passi al giorno, come dire, 5 adesso, 5 fra un'ora. Te vivi per sempre. Ah, quindi no, che te fassi 10.000 passi di seguito con una certa andatura. Ti puoi fare 10.000 passi al giorno, 5 adesso, 5 fra un'ora, 5 fra 2 minuti, così? Ma il fatto è che sono italiano, cioè quando che te sei sotto la bandiera italiana, no? Te interpreti. Non lo so come che sei preciso, però io devo parlare di 10.000 passi e me, quando che leso 10.000 dico, io mi fa anche i complimenti, capito? Dice complimenti, hai fatto 10.000 passi. E mi sento bene, Dio buono, quello sì mi fa star bene dopo. Mi dice, te sei una persona attiva, andiamo a pipì. È freschetto, dico. Così, Sì, tra l'ho noi. sentito. È un certo freschetto, ho imbottito le cane, gli ho messo il giubbettino, quello da freddo, insomma, doppio. Invece mi sono messa sulla pasta asciutta, no? Perché te sai che mi mangio presto. Questo. Allora, con la pasta asciutta che se devo scaldarsi, perché se quella di ieri, che mi dispiace da buttare via, no? Che non va bene da buttare via. No, E ho messo lì che benissimo. se metti a bagnomaria poco piano si asciuga, si scaldi, ho aggiunto ancora sugo, che venirà una cosa tremenda. E basta, dopo che ho fatto che i fenoci mi sono saltati con un poco del burro e di olio dopo che metterò il parmigiano. Insomma, c'est bon, che c'è un profumino del burro cotto che è proprio una delizia. Stai attenta qua, ma quel tuo amico, quel pazzo furioso che aveva il problema della comunità, dove cazzo se lo finì? Quella persona che non si capiva bene di dove che la veniva, cosa che la faceva, per cosa che la era, là. T'ho saputo, adesso fuori per strada non è tanto bene perché gli argomenti sono un po' sensibili e ora ho che ho detto sta a casa. Povera, anche a dito sta a casa, una creatura che magari le avessi bisogno di muoversi. Ma no, so qua, non te vedi che faccio scherzi, sono sempre me, sono delle persone normali. Insomma, ti approfitti di me perché so vecchia allora, insomma, dai, va Ma un tipo. no, fa solo l'imitazione delle persone normali. Ma viene benissimo, parlo anche edizione se voglio, senza accento. Però sono un po' così, ho i pensieri, no? Ho i pensieri che mi... Sei come una ballina da ping pong. Ho capito, che va, che salti di qua, che salti di là. Ho circa 7-8 personalità, quindi ogni tanto mi appare e dice, oh, anche a me mi sta sul culo sta roba. Ma guarda che sono convinta che tutte e 7 le personalità comunque che sta sul culo le stesse robe. Come sfumature diverse, ma sì.
sì. A cosa ho avuto? Fremo, sono vento. Senti che vento, che bora. C'è vento. C'è buona. Che bora, eh? Come? Non andare là, che c'è pantano. Senti che ben che io dico pantano. Mi mettere anche un po' di H in mezzo, cosa ne pensi? Pantano. Non H in mezzo, ma che me ne dà quel suono che dico, beh, se è relativo al pantano, in effetti. Che ti dici, porco cane, anche che ti dici, porco cane, te che metti in H. Sì, te che metti in H in mezzo te mi pare un poco calabrese, no? Pantano. Sì, in calma con toscano, un calabrese in calma con toscano. Ah, al massimo. Oggi ho ascoltato un racconto di Calvino, letto veramente bene. Da una che adesso è stata a Toscana a proposito. Il mondo è pieno di robe, persone molto brave, Ma veramente? molto brave. Ma veramente, eh? Ma meglio non saperlo, se non fai niente. No, beh, assolutamente. Assolutamente, però è piacevole. E dopo, così, per provare ad ascoltare altri racconti, ho provato ad ascoltare un paio di racconti di Hemingway, letti da come si chiama? Fantastichini, è possibile? Ennio Fantastichini? È possibile, vero? Sai che non mi piace? Esiste. Che non mi piace come legge? Boh, non so, non mi piace. Ma sai, gli attori, soprattutto gli attori seri, hanno i loro registri. Quindi mentre magari un narratore si sposa di più col testo, si sposta, ma forse no, perché l'attore dovrebbe essere più avvezzo agli spostamenti. Oh, c'è la luna piena! No, non è possibile. No, infatti non è piena, ma è quasi piena. C'è un bel pezzo che deve ancora riempirsi. Se deve ancora riempire. Però c'è la luna. Lo so che c'è, la luna c'è, no, ma che ci sia. No, ti posso garantire che c'è, non è l'hanno portata via, c'è. No, la luna è sopra casa tua all'incirca. Difatti io non la vedo ancora perché se deve scurire il cielo e dopo se deve venire buio un bel po' prima che la vedo. Però ieri sera era bellissima, l'ho vista ed era bellissima. C'aveva sta roba che gli mancava un po' di gobba, che sì, gli mancava un po', che era semipiena, come si dice, insomma così, però era bella. Sì, era sbilenca, un po' messa sul fianco anche. Sì, un po' come dico sul coricato, riposato, che si riposava un po', ecco. Sai cosa? C'aveva la boccuccia, sai che tante volte disegnano la luna con la boccuccia? Sì. Così, e ce l'aveva così, ho detto, ma guarda te, l'altro proprio... Ma a boccuccia a culo di gallina, a boccuccia che sorride? Sì. A culo di gallina? Sì, allora sì, ho capito, Ho capito. Che ti offre le labbra, diciamo, dai. Ecco, diciamolo, dici così che così un po' più dolce, ecco. Pippi Cooper, di qua, forza ragazze, andiamo, di corsa, op. Pippi, dai, sono qua. Niente. 35 metri non vedo un cazzo. Te l'ho mandata, o l'hai vista, quella pubblicità della Nuvenia? Volevo mi fare un'altra strada, ma io non ne posso più di sti cani anarchici. No, non ho visto pubblicità. Secondo me quando che te la mando, secondo me te capisci che l'avevi già vista, secondo me. Comunque io te la mando. Mo te la faccio vedere e... Ma vale la pena. No, secondo me è bella, è molto bella, secondo me. Perché è bella, va bene. Beh, ovvio che te la mando perché è bella, mica te la mando per farti un dispetto, Mi fa piacere che c'è sta scarineria nel fondo. Allora, tu... No, sai perché in questi tempi sono molti a molestare, con video, cose. Te chiami Padri, eccote qua. Io mi chiamo mai, te lo dico. Te chiami mai, io t'ho mandato... Dico, che coglio, quello sì, ma proprio nome padri, no, non mi chiamo mai.
Ho capito. Ciao Castagno.